Buonasera a tutti e bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo come sempre tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Anche questa sera siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo in diretta web dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per il supporto che ci date in questo senso. Il titolo delle giornate per l'educazione di quest'anno è Che gioia! Ormai abbiamo avuto molti contributi di grandissimi esperti intorno a questo tema, che ci sta molto a cuore per capire meglio che cosa sia la gioia, che cosa possiamo fare per stare meglio come adulti e come persone che si occupano di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a vario titolo. Un po' sull'onda dell'edizione passata ci interroghiamo proprio per questo motivo, per essere dei punti di riferimento migliori. E come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale, sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it, sono molti gli incontri gratuiti per le famiglie, gli studenti, gli insegnanti e tutti i professionisti del settore dell'educazione. Qui con noi in studio questa sera c'è la dottoressa Lucia Casagrande, presidente Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto, che al termine dell'evento potrà fare alcune riflessioni con l'ospite di questa sera e eventualmente porre delle domande. E prima di presentarvi l'incontro di oggi, di questa sera, passo la parola anche a Antonella Caldart, assessora alle politiche scolastiche giovanili per la famiglia e le pari opportunità e sociali, per un saluto. Buonasera e bentrovate a tutte e a tutti voi che ci seguite in questa serie di eventi nella lunga settimana, ma intensa settimana di Educhiamoci. E come avete visto dal video iniziale, siamo sempre a Vittorio Veneto, questa cittadina pronta ad accogliervi con grande gioia e a vivere, a condividere con noi la nostra cultura, la nostra storia, la nostra arte e anche l'ottima offerta gastronomica e degli ottimi vini che abbiamo. Per introdurre l'ospite di questa sera, appunto mi piaceva partire e richiamare un po' quella che è stata l'inizio della nostra esperienza l'anno scorso, con la prima edizione di Educhiamoci, il cui titolo era Io sono come tu mi guardi, dove io era il bambino e tu è l'adulto, proprio a sottolineare quanto sia importante lo sguardo con cui l'adulto guarda il bambino e quindi la relazione che stabilisce con il bambino, che è stato un po' il tema, diciamo il fil rouge che sta unendo tutti i nostri interventi. Ecco, l'importanza della relazione, l'importanza di mettere il bambino al centro ci è stato sottolineato da tanti ospiti. Ricordo proprio il primo, il giovanissimo Nicolò Govoni, che ci ha parlato di questa scuola che sta mettendo in piedi in tanti paesi del mondo, dove il bambino sta al centro. Ed è un concetto questo che poi ricorre. E mi piace ricordare in modo particolare ciò che ci ha detto ieri sera la dottoressa Lucangeli, quando ci ha raccontato ciò che le ha scritto un suo giovane paziente. Questo bambino ha detto: ti dico io, dottoressa, che cosa dovete fare voi adulti per farci vivere intensamente, quindi per farci recuperare la gioia. Dovete fare 3 cose. Dovete ricordarvi queste 3 parole: parole, opere e omissioni.
Parole, cioè dovete tornare a parlarci, dovete tornare a comunicare con noi, dovete tornare a ristabilire relazioni. Opere, cioè dovete agire conseguentemente e coerentemente a quello che ci dite, cioè non insegnateci una cosa e poi fate il contrario. E infine omissioni. Omettete, togliete dal nostro cuore il peso che voi portate come adulto sul vostro. Ecco, credo che sia una sintesi perfetta del messaggio che noi stiamo ricevendo e cerchiamo di trasmettere attraverso queste serate, cioè di quanto sia importante stabilire la giusta relazione con i più piccoli e anche imparare noi adulti come fare per agire nel modo più giusto, più corretto in questa situazione, in questa società che continua a cambiare. Quindi concludo augurandovi una buona serata e ricordandoci come sempre che dobbiamo essere orgogliosi di dedicare del tempo tutto per noi ad educarci per divenire educatori, genitori, insegnanti migliori, capaci di affrontare le nuove sfide educative per il benessere nostro e dei nostri ragazzi. Buona serata. Grazie mille Antonella Caldar per il suo intervento e veniamo adesso quindi all'incontro di questa sera. Questa sera abbiamo un incontro dal titolo Fammi fiorire. Ci dedichiamo all'epoca della vita che va da 0 a 6 anni, un periodo prezioso in cui è fondamentale, anzi essenziale la cura. La cura che è essenziale in famiglia così come nei servizi educativi. E cura significa non solo occuparsi dell'altro nei suoi bisogni fisici, ma anche nella qualità della sua vita sia affettiva che relazionale. Fare in modo che ciascuno possa proprio fiorire nelle sue potenzialità e dare forma alla propria esistenza, trovando un senso anche alla propria vita. Ne parliamo questa sera, abbiamo il piacere di avere con noi Luigina Mortari, che è già in collegamento. Grazie per essere con noi, professoressa. Luigina Mortari è professoressa ordinaria di epistemologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina e Chirurgia e di filosofia della scuola presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. Le sue ricerche hanno per oggetto la filosofia dell'educazione, la filosofia della cura, la definizione teorica e i processi di ricerca qualitativa e la formazione dei docenti, degli educatori e degli operatori sanitari. Prima di passarle la parola, professoressa, ricordo solamente che alla fine dell'intervento, se vorrete porre delle domande, lo potete fare utilizzando il canale WhatsApp con il numero, scrivendo un messaggio al numero 370 3186 802 oppure potete commentare la diretta nei profili social. E adesso non ci resta che metterci in ascolto dell'intervento della professoressa Mortari, Fammi fiorire. Bene, grazie per questo invito. Si sente, vero? Non sono in una situazione ottimale, in questo momento ho la febbre a quasi 39, però insomma ci tenevo a mantenere, come dire, la parola che avevo dato perché si tratta di una manifestazione veramente importante e ho visto l'impegno che avete messo nell'organizzare, lo si vede già subito dalla grafica, questa centralità del bambino e questa grafica molto piena d'aria, piena di respiro, che sta molto bene con il principio del far fiorire. Il titolo del mio intervento l'hanno scelto gli organizzatori e per me andava benissimo e penso che gli organizzatori abbiano interpretato nel modo migliore il significato dell'educazione, il lavoro che c'è per educare e quale sia l'obiettivo dell'educazione. Se noi andiamo a prendere la parola educare, di solito nei testi di pedagogia c'è scritto che educare deriva da exducere, ma non è così. Educare, che è della prima coniugazione, non deriva da un verbo latino della seconda, ma dal verbo latino della prima coniugazione, appunto educare, uguale all'italiano. E il significato che ha educare ne ha 3 di significati: allevare, coltivare e aver cura. Ora, la parola coltivare, ancor prima che quella dell'aver cura, ha avuto un impatto altissimo sul pensiero pedagogico
perché per rappresentare i concetti della pedagogia si utilizzano spesso delle metafore della botanica, è proprio una tradizione. Il maestro è come il giardiniere, è colui che coltiva qualcosa che deve ancora venire per fargli prendere la forma che questo qualcosa dovrà avere nel tempo. Ecco, partiamo da qua per poi pian piano arrivare al concetto della gioia, che è, come dire, il fil rouge che attraversa, come avete potuto vedere, tutti gli interventi che sono stati previsti. Però il mio ha come oggetto specifico questo del fiorire. Che cosa vuol dire far fiorire? Cosa vuol dire coltivare? Quando coltiviamo una pianta, non imponiamo noi alla pianta quello che vogliamo, altrimenti la pianta non cresce. Se vogliamo che la pianta cresca, scusate, dobbiamo nutrirla delle cose di cui la pianta ha bisogno, quella precisa pianta. E oltretutto non tutte le piante hanno bisogno della stessa quantità di acqua, della stessa quantità di nutrienti, della stessa quantità di sole, di ombra e di umidità o di secco. Le piante sono per tipologia una diversa dall'altra, ma se le piante sono per tipologia, cioè ci sono dei tipi che hanno tutte le stesse caratteristiche, quindi in genere le piante grasse non le dobbiamo innaffiare tutte, per i bambini non ci sono delle tipologie, ogni bambino è differente. Gli esseri umani hanno come caratteristica quella della unicità. Non solo hanno come caratteristica quella della unicità, ma poi per tutto il tempo della vita avranno come loro specifica caratteristica quella di dar vita a delle situazioni che sono imprevedibili. In un testo nel De Civitate Dei, Sant'Agostino scrive a proposito dell'essere umano: ut initium esset. L'essere umano è stato creato affinché cominciasse qualcosa. Il cominciare qualcosa, che non è replicare, vuol dire proprio dare inizio a una situazione vissuta, scusate, a una situazione vissuta che non era prevista, perché ciascuno ha delle sue specifiche qualità. Quindi la prima difficoltà dell'educazione è questa: trovarsi di fronte a una classe di bambini e di bambine, di ragazzi e di ragazze, all'università di studenti e studentesse, e non doverli mai considerare uno uguale all'altro, perché se noi ci teniamo a far fiorire le capacità di ciascuno, per ciascuno dobbiamo trovare quel qualcosa di cui ha specificatamente bisogno in base alle sue potenzialità. E questa è l'altra parola fondamentale che non sempre viene utilizzata quando si ragiona sulla dimensione dell'educativo. Gli antichi dicevano che l'essere umano è dynamis. Dynamis vuol dire dinamicità, ma vuol dire anche potenza, forza, possibilità. Gli esseri umani sono un fascio di possibilità. Quando si nasce al mondo è come avere un fascio infinito di possibilità e dipende dalle situazioni di coltivazione, continuiamo a usare questa metafora, se riusciremo a trovare le condizioni affinché il maggior numero possibile di potenzialità dell'essere trovino il loro modo di realizzazione. Quindi alla luce di quello che abbiamo detto, subito un modo di organizzare la scuola risulta inappropriato. La scuola che si ripete, la scuola per la quale tutti i giorni, uno dopo l'altro, le cose avvengono sempre abbastanza uguali, dove la tipologia di esperienze che vengono presentate ai bambini sono simili, dove non variano. Ecco, quando l'ambiente non è variato, allora le potenzialità che noi abbiamo di fronte non sempre trovano il terreno per poter essere coltivate. In un bellissimo libro intitolato Experience and Education, Esperienze ed Educazione, John Dewey, questo grande teorico dell'educazione americano del secolo scorso, scriveva che il compito dell'educazione, dei processi educativi e quindi della scuola, è quello di offrire esperienze, che non è quello di prevedere delle conoscenze da acquisire solo, non è solo quello di prevedere delle abilità o delle competenze.
Adesso si parla della scuola delle competenze, va benissimo, Noi per essere capaci nel mondo, per esercitare il nostro essere nel mondo, per entrare nel mondo del lavoro, dobbiamo avere determinate competenze. Ma una scuola che si struttura sulle competenze non è una scuola che fa fiorire l'essere. Ci deve essere quello, ma anche altro. Perché quando io stabilisco delle competenze, scusate, stabilisco le competenze in base ad un preciso modello umano. E non è detto che quel modello dell'umano implichi tutte le potenzialità dei bambini. Allora Dewey fa un'operazione inversa già ai suoi tempi, ed è radicalmente in controcorrente oggi. Quando tu sei a scuola, la progettazione, la programmazione non deve essere programmare degli oggetti da apprendere, ma delle esperienze da vivere. E se tu offri delle esperienze da vivere, le esperienze, in quanto sono situazioni aperte all'imprevedibile, non già sistematizzate, possono dare ai bambini delle possibilità impreviste che diversamente non sarebbero state coltivate. In un'esperienza che io ebbi tanti anni fa, mentre ero al Metropolitan Museum di New York, c'è una sala nella quale mi piace andare, che è quella degli impressionisti, perché la mia mamma mi aveva insegnato quando ero piccola ad amare la pittura. Siccome vengo da una famiglia di operai, lei lo faceva comprandomi delle cartoline a Natale dove riproducevano questi quadri, quindi vederli direttamente è una cosa che lascia pieno il cuore, piena la mente. E mentre ero seduta sulla panca per guardare i cipressi di Van Gogh, ad un certo punto vedo delle ombre piccole, erano dei bimbi della scuola dell'infanzia che arrivavano con un cartellone arrotolato sotto il braccio e con un sacchetto, era il sacchetto dei colori, si stendevano per terra, stendevano questo cartellone, il loro cartellone, ciascuno aveva il suo, e poi disegnavano. E alcuni cercavano appunto di fare quello che vedevano, altri facevano cose che non c'erano nel museo, quindi io non capivo il senso di questa esperienza. Allora, intanto che i bambini lavoravano, ho chiesto all'educatrice qual era il senso e quale consegna lei aveva dato. E lei mi disse: io non do delle consegne, li porto qui perché qui ci sono delle cose molto belle. E penso che quando i bambini sono di fronte alle cose belle stiano bene e provino un po' di gioia, ecco, mi è venuto in mente quando dovevo preparare questa relazione. E questo basta, perché questo rimarrà a loro. E quindi quando sono qua non do dei vincoli, ognuno disegna quello che pensa di disegnare e non c'è bisogno di chiedere qualche cosa, perché quando entriamo loro sanno che sono liberi, ma devono stare in silenzio ad ammirare le cose belle. Ecco, questa mi sembra una lezione molto importante. Nelle scuole italiane molte sono le classi, scusate, che fanno l'esperienza di andare nei musei, c'è una tradizione italiana di andare, ma è sempre molto complicato perché ci sono molte regole quando bisogna portare i bambini fuori dalla scuola. Ecco, una cosa che bisognerebbe fare sarebbe investire di più sulle scuole e dare ai nostri bambini la possibilità, soprattutto a chi è molto lontano dai luoghi come i musei o come i teatri dove si ascolta la musica, dare loro la possibilità di andare più volte, indipendentemente dalle situazioni economiche in cui si trovano. Lo Stato ha il dovere, non il diritto, il dovere di dare tutte le possibilità possibili a tutti i bambini su ogni cosa. E questo è il primo vincolo dell'educazione per fare fiorire. Pensare a tutte le esperienze che possono dare qualche cosa di importante ai bambini, senza prefigurare troppo presto e senza finalizzarli sempre e solo a qualcosa di preciso. Certamente ci saranno persone che sono contrarie a quanto dico, perché noi viviamo nell'epoca del neoliberismo. Il neoliberismo è segnato dal principio del cercare le massime ricchezze e quindi di far entrare le persone più
quanto prima nel mondo del lavoro affinché le persone producano e le persone consumino, in modo poi da rendere possibile questo sistema dell'arricchimento attraverso la produzione e attraverso il consumo. L'educazione per sua natura topica sta fuori da queste logiche, perché se tu ti preoccupi dei bambini, delle bambine, non puoi preoccuparti di queste cose. Non puoi volere che imparino solo e solo quella cosa finita quell'esperienza, ma cerchi di dare a loro un'esperienza importante affinché poi attraverso quell'esperienza loro sviluppino le competenze, per usare una parola, perché tanto poi le sviluppano, le competenze che per loro è più facile o possibile fare in quel momento. Un'altra delle situazioni molto legata al clima neoliberista del nostro tempo è l'eccesso di valutazione. I bambini, le bambine sono sottoposte a continui processi di valutazione. Poi lascerò da parte questa dimensione critica e cercherò di portarmi su quella più costruttiva, però questo va detto. Si pensa di poter esercitare il controllo sulle menti e di poter avere in mano la situazione misurando. Ma quando tu misuri in base a un'idea, e l'idea che tu utilizzi non sempre tiene dentro tutti i bambini. Quando tu funzioni e agisci sulla base di idee già pensate, in base a quelle valuti, c'è sempre qualcuno che resta fuori, perché non ha quelle caratteristiche che il concetto prevede. Diceva Emanuele Levinas che non si occupava di valutazione, ma si occupava di accoglienza, si occupava di una filosofia attenta al volto dell'altro, attenta all'umano. Lui diceva: stare dentro nei concetti predati è un atto di violenza che spesso si fa. Pretendere sempre qualcosa, valutare sempre l'altro. Una bambina in una scuola, in un momento di pausa, ci disse: troppe valutazioni, io ho l'anima che va in confusione. Era una bambina di terza elementare seduta su una panchina mentre facevamo la merenda tutti insieme. C'è bisogno di questo eccesso di valutazione? No, la valutazione crea ansia. L'ansia non fa star bene alla mente e la mente invece ha bisogno di sentirsi a suo agio per poter produrre sapienza, produrre senso dell'essere. E qui c'è un'altra differenza da mettere in campo. La scuola di oggi è una scuola prevalentemente dell'istruzione. Del resto il ministero si chiama Ministero dell'Istruzione, mentre dovrebbe essere il Ministero dell'Educazione. Istruo, istruire viene dal latino instruo, che vuol dire portare dentro, cioè io ho un sapere che porto dentro nelle menti dei bambini e poi lo valuto. Questo è prevalentemente il lavoro che viene chiesto. Non sto dicendo quello che fanno gli insegnanti, perché poi gli insegnanti sanno essere, non tutti, una parte, saggi e sanno trovare lo spazio per andare incontro ai bambini. Però quello che il mainstream dominante ci chiede è che i bambini imparino certe cose, perché queste sono importanti da imparare, ma non ci si chiede prima: ma di cosa ha bisogno in realtà il bambino? E poi c'è solo la conoscenza che bisogna acquisire. La conoscenza vuol dire i saperi che già strutturano il campo della cultura umana, quindi il sapere la matematica, il sapere della storia, il sapere della geografia, eccetera. O c'è anche qualcosa d'altro? C'è solo la conoscenza che dobbiamo coltivare, o per far fiorire l'essere c'è dell'altro? È una distinzione che mi viene da Hannah Arendt, la quale utilizza a sua volta Kant. Lei fa la distinzione tra knowing and thinking, conoscere e pensare. Conoscere è appunto la conoscenza, l'acquisizione di saperi già strutturati. Il pensare invece è la capacità di affrontare domande irrispondibili, lei dice, le domande che non hanno risposta. Scusate. E lei dice: se nel mondo venisse meno la capacità di sollevare domande che non hanno risposta, verrebbe meno la civiltà umana. E qual è una domanda che non ha risposta? È la domanda di Leopardi, ad esempio: dimmi in cielo e luna che fai? Cosa ci fai? La luna non risponderà mai, ma è una domanda metafisica, è una domanda forte che apre la mente a un'esperienza dell'essere che altrimenti non ci sarebbe. Se Leopardi non avesse frequentato le domande grandi, non avrebbe scritto l'infinito.
E l'infinito è l'apertura sul mondo del pensare, non è solo l'aldilà della siepe, è l'aldilà dell'essere per pensare il possibile dell'esistere. E molte altre sono le domande. Ci sono anche altre domande che a scuola non si frequentano facilmente, e sono le domande etiche, non sono le domande metafisiche, perché c'è l'essere non il nulla, o tu, Luna, dimmi in ciel che fai, o che cos'è l'infinito e come si fa a pensare all'infinito noi che siamo esseri finiti. Ecco, sono domande che ai bambini piace tantissimo frequentare, e invece la scuola, come dice Bateson, non le pratica, e quando non lo fa diventa un luogo antieducativo. Il suo libro Mente e Natura è molto importante, per questo c'è un passaggio, un capitolo che invito tutti a leggere, lo scolaretto, che è molto utile perché lui porta l'attenzione su una scuola troppo rigida, troppo predeterminata, che non apre lo sguardo sull'imprevisto, sull'indicibile, sull'infinito. E invece sono queste le grandi domande che hanno sempre nominato la nostra cultura. E come dicevo prima, le altre domande che non sempre si pongono sono le domande etiche. Che cos'è? Quali sono? Le troviamo ben formulate in un dialogo platonico, il Gorgia, dove si dice che le domande che l'anima dovrebbe frequentare sono che cos'è il buono e che cos'è il cattivo, che cos'è il giusto e che cos'è lo sbagliato, che cos'è il bello e che cos'è il brutto. E Socrate dice, se l'anima, e con la parola anima noi intendiamo la mente oggi, non frequentasse queste domande, se non si impegnasse a trovare una risposta a queste domande, non si svilupperebbe la coscienza etica, cioè la capacità di stare alla ricerca delle cose che vale la pena vengano vissute. Ci lamentiamo giustamente di tutte le situazioni di violenza che attraversano la quotidianità oggi da noi, da molto tempo ormai è così. Però di fronte a questa violenza che imperversa nelle vite dei nostri giovani, di fronte a questo assoluta disordine totale del modo di pensare, del non trovare l'ordine del cuore, direbbe Scheller, e nessuno fa niente. La scuola è rimasta la scuola dell'istruzione. Non può fare diversamente perché non danno risorse. Non si può fare la scuola dell'educazione se ci sono tanti bambini in classe e c'è solo un insegnante. Quindi questo lo diciamo chiaro e netto. Per fare le cose, per fare le domande con i bambini, per stare con loro a discutere, bisogna avere un gruppo sostenibile di bambini dove tutti possono porre le domande e tutti cercare di dare le risposte. Quando i bambini sono tanti, loro si stancano di aspettare gli altri, giustamente, perché sono piccoli. Quindi è lo Stato italiano che deve occuparsi di dare una scuola diversa. Invece la scuola è la grande assente, e mi permetto qui una nota politica, la grande assente da tutti i discorsi politici. Il Ministero dell'Istruzione non viene neppure nominato in questo momento, come se non fosse importante, ma tutto dipende nella vita futura da quello che i bambini vivranno nei primi anni, dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria. Sono questi anni che formano il modo di pensare e il modo di sentire. E la coscienza etica, quella che ci fa essere sensibili al bene, a cercare il bene, e che ci fa evitare il male e la sofferenza, è qualcosa che nasce quando si è piccoli. E non nasce semplicemente perché lo imponiamo, perché fortunatamente la mente dell'essere umano è libera, e quindi quando qualcuno lo impone si ritrae. La capacità di essere etici, la capacità di sentire la passione grande per il bene e l'avversione completa nei confronti della sofferenza e dell'ingiustizia è qualcosa che si impara stando in un contesto educativo dove gli adulti ogni giorno mettono in atto queste cose, mettono in atto i principi che loro dichiarano, dove c'è una scuola attenta a queste dimensioni. Una scuola che non è solo, lo diceva prima anche citando la professoressa Lucangeli, non soltanto una scuola della parola, ma una scuola dell'azione, una scuola della coerenza, perché la verità, lo dice il Vangelo, non è qualche cosa che si enuncia
La verità è qualcosa che si fa. E se noi coltivassimo la dimensione etica, e guardate che lo chiede la comunità europea, la nostra scuola disattende, si preoccupa il Ministero di rispondere a certe richieste e non a quelle che riguardano i bambini. L'Europa lo chiede l'attenzione al pensiero critico, al critical thinking, chiede l'attenzione al problem solving, chiede anche l'attenzione alla dimensione spirituale della coltivazione. Ci sono scuole molto impegnate in questa direzione in tutta Europa, eppure noi non lo facciamo. Lasciamo che siano gli insegnanti volenterosi che qualche volta, perché sono in determinate condizioni, lo possono fare perché seguono quello che il loro pensiero, la loro mente glielo dice in tutte le difficoltà che loro si trovano. E poi c'è un'altra dimensione importante da coltivare se vogliamo far fiorire l'essere, è quella di cui parlavo prima quando ho citato l'esperienza al Metropolitan, nella dimensione estetica, tenere i bambini vicino alle cose belle. Non possono stare tutti i giorni nella stessa classe per quanto bella sia, devono poter uscire, vedere quello che c'è fuori nella città, quello che c'è nel cielo, quello che c'è per terra, meravigliarsi anche delle piccole cose che accadono fuori, avere la mente nella realtà, perché i muri, per quanto belli in una scuola, per quanto dipinti, sono sempre gli stessi. E il pensare si nutre della percezione. Questo è un insegnamento che viene dalla filosofia e dalla psicologia del Novecento. Noi siamo quello che tocchiamo, quello che vediamo, quello che sentiamo. E allora c'è bisogno di arricchire le esperienze dei bambini, portarli in luoghi diversi, e lì radicare il processo dell'apprendimento. Quando si portano i bambini in un bosco, anche in un parco cittadino, i pensieri prendono il respiro, respirano, l'anima respira, e allora le domande fioriscono e da quelle domande si possono cominciare percorsi inediti di apprendimento. Quindi la dimensione estetica, la dimensione etica, oltre a quella cognitiva e quella spirituale, e poi rimane un'altra dimensione che è la dimensione affettiva. L'iniziativa qua Educhiamoci porta l'attenzione sulla gioia. La gioia è un sentimento. Si può educare al sentire, ma è difficile. Perché per fortuna, come ho detto prima, l'anima è libera. Se non fosse così, potremmo condizionare le persone. E allora basterebbe leggere la retorica di Aristotele, e Aristotele ti insegna al rettore cosa fare per indurre determinate emozioni nelle persone. Ma non è questa l'educazione. Questo è il rettore che vuole persuadere il cittadino. Ma questo è un atto violento. Non importa se è questo grande filosofo che ne parla, ma è un atto violento la persuasione. Io non devo cercare di portare l'altro a sentire in una certa dimensione. Io devo cercare di portare l'altro a vivere delle esperienze molto positive dentro le quali avere esperienza di certi sentimenti e di certe sensazioni. Quando si parla della vita del cuore è una cosa estremamente difficile perché sfugge a ogni concettualizzazione. E noi abbiamo una psicologia dell'apprendimento molto sviluppata, parla di concetti, di costrutti, di credenze, eccetera, tutto quello che si vuole. Poi quando si parla del mondo dell'affettività, tutti usano le parole in un modo diverso dall'altro. Ci sono le parole, ci sono i sentimenti, ci sono le emozioni, ci sono le tonalità affettive e ci sono le passioni. Adesso va di moda parlare delle passioni e dei sentimenti, e anzi c'è un libro molto, che non è però la traduzione, molto insomma fedele, di una collega americana, L'intelligenza delle emozioni. Allora si pensa che ci siano le emozioni che da sole abbiano la capacità dell'intelligenza sul reale. In realtà questo è un modo non corretto di trattare la dimensione affettiva, perché non ci sono le emozioni da una parte e i pensieri dall'altra. È come se noi potessimo agire sulle emozioni lasciando i pensieri da un'altra parte. Le emozioni, io le chiamo la pelle dei pensieri. A seconda dei pensieri che noi coltiviamo, abbiamo delle emozioni. Io prima temevo di non riuscire a fare la relazione, quindi questo pensiero mi preoccupava, molta ansia.
perché avendo la febbre mi faceva pensare in una certa direzione. Poi quando ho visto la pagina di apertura del convegno con quella grafica così bella, la mia mente ha fatto una valutazione, quello che si chiama atto valutativo, e ho detto che bello. Ecco, dicendo che bello si sente subito una esperienza di piacere. Quindi i nostri sentimenti, le nostre emozioni dipendono da quello che noi pensiamo e da come noi valutiamo le esperienze. Ecco perché quello di cui ci dobbiamo preoccupare soprattutto non è di lavorare direttamente sulle emozioni con i bambini, oppure di dire ma qualsiasi emozione è tanto intelligente. No, non è quello. Dobbiamo cercare, a questo mio parere, e torno a quello di prima, offrire delle esperienze buone, dove i bambini facciano un certo tipo di esperienze e poi con loro fare un lavoro di riflessione su quello che loro vivono. Quello che manca nel nostro tempo è il tempo della riflessione, è un tempo pacato la riflessione, non è il conoscere e non è il pensare. Il conoscere acquisisce le conoscenze, il pensare produce domande non rispondibili. La riflessione è quello stop and think di cui parla Laren, fermati e pensa, in cui ci si mette in pausa, si guarda dentro quello che ci è capitato dentro e cerchiamo di descriverlo per capire cosa ci sta accadendo. Questo lavoro di autocomprensione affettiva, e quindi della vita, della mente dei bambini, è un lavoro importantissimo, che non toglie nulla se si facesse ogni tanto a scuola all'apprendimento, perché essere capaci di descrivere il flusso dei propri vissuti interiori è un'opera linguistica altissima, molto di più che non fare un'analisi di un pensiero così come l'ho già fatto il giorno prima. Osservare quello che c'è nella mente. Scusate ancora. Osservare quello che c'è nella mente, trovare le parole per dire quello che sentiamo, è un'operazione linguisticamente importante, ma che soprattutto fa trovare a noi il luogo dove siamo mentre pensiamo e ci fa capire quello che noi siamo. In una esperienza fatta con dei bambini, erano bambini questi di quarta elementare, avevo chiesto loro di tenere il diario delle emozioni, una cosa che facciamo, non sto qua a spiegare il metodo, ma che è già scritto, insomma, pubblicato. Però prima di cominciare a scrivere il diario io faccio scrivere un profilo, una carta di identità e dico, beh, bambini, cerchiamo di dire come siamo dal punto di vista delle emozioni, no? E mi ricordo che uno di questi bambini, mi ricordo perché poi ha preso la parola, ha detto io non mi arrabbio mai. Non sento la rabbia, sono una persona tranquilla. Poi hanno cominciato a scrivere il diario e nel diario, per la scrittura del diario, io chiedo che loro scrivano quello che sentono dentro, senza paura di dire quello che provano. Quindi se sono arrabbiati con il fratellino, se sono arrabbiati con la maestra, se sono arrabbiati con me, lo scrivono perché nessuno opererà una censura su quello che loro scrivono e non verranno valutati. E spiego loro che stare in una relazione di verità, e non lo dico con queste parole, comunque stare in verità presso di sé è la condizione migliore, anzi quella necessaria per diventare il nostro proprio poter essere. E i bambini rispettano in genere, molto più degli adulti, questo sentire. E il diario, perché ci fosse un momento adeguato, lo scrivevano tutte le mattine appena arrivati a scuola, indipendentemente dall'insegnante che c'era, avevamo questa sorta di contratto formativo, avevano 15 minuti, loro si mettevano lì anche 20, quando la maestra vedeva che tutti avevano finito, i diari si riponevano. Poi dopo 15 giorni io sono arrivata e ho chiesto loro di parlare di quello che loro avevano scritto, se avevano qualcosa da chiedermi, senza che dovessero dire quello che avevano scritto, però c'erano delle domande da farmi. Quando ho detto questa cosa però doveva ancora cominciare l'intervento e l'altra maestra doveva finire. Allora un bambino, quello che aveva scritto che lui era molto tranquillo, mi ha detto Virginia, puoi uscire che ti devo dire una cosa? Certo. Allora siamo usciti e davanti alla finestra lui mi ha detto, sai,
Io ho scritto una cosa che non è mica vera, perché io ho scritto che sono sempre tranquillo, non sento la rabbia, e tutte le mattine ho parlato della rabbia. Un giorno sono arrabbiato con mio fratello, un giorno sono arrabbiato con mio papà perché il giorno prima non ha fatto una cosa, e allora vuol dire che io ho sbagliato, cosa devo fare? Allora non ha importanza quello che dopo è accaduto, e certamente non aveva sbagliato, però questo è un indizio di quello che può provocare la capacità di riflettere su se stessi. Noi viviamo con un'immagine di noi stessi che ci facciamo, e questa immagine accomodante ci consente di stare nel mondo. Però quando l'immagine non è fedele a quello che noi siamo, finisce per creare attorno a noi una realtà che è finta e che ci costringe a continue finzioni. Quando tu cominci a capire come sei in realtà, allora lì si profila la possibilità di cambiare, e la possibilità di lavorare su di sé, la possibilità di provare anche sentimenti diversi da quelli che sono stati trovati, e la possibilità di riflettere. E poi quando noi facciamo il cerchio dei sentimenti, delle emozioni, ciascuno può dire quello che vuole, quindi sceglie dal suo diario una cosa liberamente, e succede l'imprevisto, l'imprevedibile. I bambini si appassionano a quello che ha vissuto la compagna e il compagno. Se la compagna racconta al compagno un momento di sofferenza, lo consolano, e lo consolano anche dopo che è finito il cerchio di riflessione. E quando invece raccontano delle cose molto belle, vogliono imparare a fare la stessa cosa, quindi c'è una sorta di contagio del bene, contagio del buono. Ecco, io ho raccontato questo per dire che ci sono molte modalità per stare in una scuola secondo il principio dello stare al cuore e alla mente dei bambini, e per stare là dove le condizioni necessitano di essere coltivate per far fiorire tutte le loro possibilità. Il riferimento per una scuola di questo tipo non è solo la conoscenza, abbiamo detto, non è neanche solo il pensiero, ma è la sapienza, la sofia. È un termine antico, greco. La sofia è la sapienza dell'esistere. La scuola si impoverisce se diventa solo scuola dei saperi. I bambini perdono la passione, i ragazzi anche. Tanto ci sono talmente tante fonti fuori per apprendere, e allora fanno di tutto per sottrarsi, per cercare la vita altrove. Se la scuola non diventa un luogo di vita vera, dove mettersi alla prova rispetto a tutte le nostre potenzialità esistenziali, diventa tempo perso. E quando noi abbiamo incuria del tempo dei bambini, compiamo il più grave dei delitti. Seneca, nell'apertura alle lettere a Lucilio, sono lettere che lui scrive ad un amico per aiutarlo a dare una direzione di senso all'esistenza, dice: la peggior cosa che noi possiamo patire è avere l'incuria del tempo. E noi abbiamo incuria dei nostri bambini quando non sappiamo offrire il meglio. E offrire il meglio non vuol dire fingere, non vuol dire immaginare di essere sempre felici. Il fatto che noi si parli di gioia non vuol dire che la scuola deve per forza essere sempre solo il luogo dove si parla dei sentimenti positivi, no, altrimenti diventa finzione. E i bambini sanno stare anche nella relazione con il difficile. Una mattina ricordo, io sono stato un insegnante per 16 anni prima di andare all'università, e ero arrivata a scuola e avevo detto che ero tanto stanca ed ero anche molto triste, perché i bambini di solito al mattino volevano che io recitassi una poesia, a loro piaceva tantissimo. Quella mattina ho detto: guardate bambini, non ce ne voglio, sono proprio triste. E uno dei bambini è uscito e poi è arrivato col bidello. E ho detto: ma Cristian, perché hai chiamato il bidello? Fa perché tu sei triste, il bidello, quando noi siamo tristi, ci prepara il tè. Quindi i bambini sanno, come dire, riconoscere quando l'altro dichiara il proprio soffrire, e sanno essere molto più potenti nella cura di quanto siano gli adulti. E se noi non li lasciamo esercitare in questa cura dell'altro, in questo portare conforto, in questo aiutare, e non diamo loro la possibilità di potenziare veramente il loro essere. Io poi ho preparato un riferimento da leggervi. Lo sono andata a pescare apposta, avrei voluto raccontarvi tutta questo racconto, che è una tragedia, e quindi cioè, in una serata dove si parla della gioia non è il massimo. La tragedia è l'Antigone. È
è una tragedia che racconta di questa giovane donna, Antigone, che si trova in una situazione difficilissima perché sono morti i suoi fratelli, uno ha combattuto per la città e l'altro ha combattuto nell'esercito nemico. E quindi lo zio che domina la città ha stabilito che tutti coloro che erano nemici, che sono morti sul campo di battaglia, a loro non va data sepoltura. E per i greci antichi non avere sepoltura vuol dire non avere la possibilità di andare a riposare nell'Ade. Allora Antigone non accetta questa cosa perché è suo fratello e non può accettare che il fratello non venga sepolto. E quindi va di notte, di nascosto, e lo seppellisce, però viene trovata, vado veloce nel ricostruire questo passaggio, viene trovata e viene poi portata davanti a Creonte, che è appunto il tiranno della città, il quale gli dice: tu hai disubbidito alla mia legge e quindi ti manderò a morire. E lei dice: va bene, perché io devo stare in pace con la mia coscienza. Io sto bene, ecco quindi il senso che non è la gioia questa, ma è lo star bene dentro di sé, quando so che sto dalla parte giusta. E lui le dice, scusate, ma la parte giusta sono le leggi che io stabilisco perché io governo la città. E lei invece dice un'altra cosa, e dice: ci sono le leggi degli uomini e ci sono delle leggi che vengono prima degli uomini. E le leggi che vengono prima degli uomini sono le leggi della pietà, sono le leggi della compassione, sono le leggi di occuparsi che niente di male venga mai fatto. Perché, come dice Simone Weil, ogni uomo cerca il bene e cerca di evitare la sofferenza. E lei dice a questo tiranno: non per odiare, io sono nata, ma per amare. Questa è una frase che è rimasta nella nostra cultura, è una frase bellissima. Io non sono nata per odiare e quindi per fare qualcosa contro qualcuno, ma sono nata per fare qualcosa per qualcuno. Perché ho letto questo passaggio? Perché il piacere, c'è un piacere particolare, che è una gioia che è diversa da tutte le altre gioie, che in greco si chiamava eunoia, cioè il pensare bene, il pensare proprio nel bene, che viene quando si fa la cosa giusta. L'anima trova la sua forma di beatitudine, cioè l'euzumia, lo stare bene, quando pensa nel bene. È allora che ha l'esperienza di un sentimento molto bello, che è quello che si chiama il piacere o la gioia etica. E c'è un'altra frase che vi voglio leggere a conclusione. Lei dice, poco prima di pronunciare la frase che vi ho letto: la gioia, oltre ogni attesa, non è pari ad alcun altro piacere. Cosa dice? Dice che la gioia vera grande, quella che non ha misura, non può essere paragonata a nient'altro, è quella che viene quando non è cercata. Cercare troppo vuol dire mettere davanti se stessi, vuol dire chiudersi nella prigione dell'io, e quando ti chiudi nella prigione dell'io, anche le gioie che si provano sono gioie consumate, non sono gioie vissute spiritualmente nel profondo dell'anima. Poter leggere queste cose, non certo con i bambini, forse, ma anche se con loro si può leggere, ma con i grandi, forse apre l'orizzonte di vivere e di interpretare la vita in modo diverso, perché è quello di cui oggi abbiamo bisogno in questo momento di grande violenza, di perdita, di disorientamento, sapere che c'è un piacere profondo dell'anima che l'anima trova quando cerca le cose che sono degne di essere amate, senza cercare niente per sé, ma stando nell'ordine proprio delle cose. Io mi fermerei qui anche perché non ho più voce.
Grazie mille professoressa, è stato un intervento davvero interessante. Noi crediamo molto in quello che ci ha detto a fondamento dell'educazione, soprattutto nella possibilità e nel nostro dovere di offrire esperienze da vivere per i bambini. Lascio subito la parola alla dottoressa Casagrande per un commento, una domanda, una riflessione. Sì, intanto mi presento, sono Lucia Casagrande, sono la presidente del Soroptimis Club Conegliano Vittorio Veneto. Noi siamo un'associazione di donne professioniste che si mettono a disposizione della comunità con interventi attivi, ma anche con interventi di promozione e di divulgazione. Abbiamo promosso questo festival attraverso tutti i nostri canali social e anche così facendo un po' di informazione tra tutti i nostri contatti, perché riconosciamo il grandissimo valore di questa iniziativa del Comune di Vittorio Veneto. E sicuramente con questo incontro, con gli incontri che ho seguito anche nei giorni precedenti, diciamo che dopo il Covid abbiamo bisogno di riprendere la relazione sana, e quindi dobbiamo educare noi, perché il titolo è educarci, quindi parliamo di educatori, di maestri, di professori. Io sono una mamma e una nonna e quindi mi metto in quella cosa lì. E quindi è importante sì che educhiamo i ragazzi, ma che anche noi impariamo a riprendere delle relazioni sane che sicuramente ci rendono migliori come persone, e abbiamo capito che possono anche renderci forse felici. Per quanto riguarda la dottoressa Mortari, sinceramente lei ha detto talmente tante cose che io non ho una domanda, però mi ha molto colpito proprio questa cosa che forse io nella mia vita, perché sono un po' vecchiotta, ho sicuramente un po' trascurato, perché io ho tanto amato lo studio, no? Mi è sempre piaciuto studiare, però è vero, c'è solo la conoscenza o c'è anche qualcos'altro? Beh, c'è molto di altro, mi pare di capire, no? Quindi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani non dobbiamo, almeno mi sembra di aver colto, no? Non dobbiamo pretendere o chiedere tutte queste cose, no? Questi bambini che soffrono di queste continue verifiche, no? Di queste cose. Forse dobbiamo pensare che c'è molto altro. E un'altra cosa molto bella che lei ha detto, che mi ha colpito, è l'educazione al bello. Questa è una cosa in cui anch'io credo molto. Credo che la bellezza ci renda migliori, più buoni, e quindi portare i bambini in un bosco. Credo che il bosco come in riva al mare, insomma, comunque nella natura, o comunque anche, per carità, in un museo, insomma, in un posto dove ci sia l'arte, dove ci sia la natura, dove ci sia la bellezza, ecco. Credo che lì veramente i bambini, anche gli adulti naturalmente, ma i bambini possono dare moltissimo. Ecco, io veramente domande non mi sento di farne, solo questo. Grazie. Grazie a lei per questo richiamo anche dell'attenzione alla natura, che è l'altro aspetto che io non ho toccato, ma che fa parte anche delle nostre esperienze. Io sto attivando delle scuole cosiddette le scuole della cura, abbiamo delle esperienze in giro per l'Italia, andiamo dove ci chiamano, e una delle attività è proprio quella di aiutare le educatrici e gli insegnanti a fare delle esperienze fuori, nel bosco, dove, senza perdere la dimensione della cognitività, quindi dell'apprendimento, perché altrimenti poi, come dire, le persone vanno in crisi, ma si recuperi quello che lei dice, proprio il piacere di star fuori nel bello, nelle cose, per aprire le domande dei bambini. Se non porto via tempo, mi è venuto in mente, mentre lei parlava, un'esperienza fatta con i bimbi di un asilo nido. Siamo usciti e loro hanno visto che c'erano dei mucchietti per terra, hanno chiesto cos'erano e l'educatrice ha detto: sono le casette delle talpe. Cosa sono le talpe? E allora abbiamo spiegato cosa sono le talpe vivono sotto, hanno la casa.
I bambini hanno cominciato ad immaginare un mondo differente, un mondo l'altro, il mondo di coloro che non vedono il sole, no? Di quanto sia brutto non vedere il sole. Ipotizzavano una vita diversa anche per le talpe, no? Possiamo tirarle fuori, no, perché le talpe comunque abitano lì. Ecco, quello che sembra un semplice interrogarsi a contatto, no, di un'esperienza molto semplice, sono i mucchietti di terra delle talpe, li ha coinvolti in una serie di discussioni e di attività che hanno portato alla produzione di pensieri molto elevati. Di solito noi registriamo i pensieri dei bambini e poi li analizziamo con le insegnanti per cercare di vedere le perle che loro producono, in modo che le perle rimangano poi nella scuola, le loro perle di pensiero. Grazie, grazie ancora professoressa. In qualche modo il suo intervento ci porta a riflettere su qualcosa che hanno portato alla luce anche altri esperti, che è un po' il tema della prevenzione, cioè andare a concentrarci, a fare delle riflessioni su quello che può essere l'inizio della vita, quindi il periodo 0-6, ci permette anche di evitare, di occuparci quando magari i problemi sono già in atto, di qualcosa che si poteva forse prevenire con, Certo. con una cura Sì, ci vuole adeguata. la cura, sì. Ci vogliono tanti asili nido, quindi bisognerebbe far pressione perché il PNR dedichi dei fondi agli asili nido, che le amministrazioni comunali possano disporre di questi fondi per poterli costruire e poi per poter impiegare i nostri giovani. Si dice che ci sono i giovani che non hanno lavoro, però ci sono delle situazioni in cui potremmo dare lavoro perché le famiglie ne hanno bisogno. Le mamme e i papà hanno bisogno di un asilo nido quando vanno a lavorare, ma non solo per quello si va all'asilo nido, si va al nido perché ci sono degli scambi cognitivi che altrove non ci sono e quindi bisognerebbe usare queste risorse, mettere a disposizione delle amministrazioni, fare in modo che ci siano più asili piccole, più scuole dell'infanzia, con tanto personale, perché quando c'è tanto personale, i bambini possono stabilire delle relazioni molto positive con gli adulti, perché hanno molte domande da porre e quando l'educatrice è presa da tante cose perché ha un eccesso di lavoro, avendo tanti bambini, non ha il tempo pacato, tranquillo, di stare in ascolto delle loro grandi domande, che chiedono di essere ascoltati. In una scuola a Seattle che sono andata a visitare, avevano in questa scuola dell'infanzia il momento della riflessione ogni giorno in cui 2 educatori stavano con loro, col gruppetto dei bambini che si sedevano in cerchio in questa stanza con i cuscini quando c'era brutto o fuori sotto l'albero quando c'era bello e potevano dire quello che loro sentivano come importante da dire. E nessuno mancava a questi momenti, non c'era confusione, c'era sempre tranquillità, perché loro sapevano che lì avevano uno spazio per se stessi. E di questo c'è bisogno, quindi sono d'accordo con lei, questa è la prevenzione vera. La prevenzione si fa mettendo i nostri cittadini nelle condizioni, i primi anni della vita, di essere oggetto di cura cognitiva, di cura emotiva, di cura etica, spirituale e anche motoria, per poter dare espressione al proprio corpo, no? Perché c'è una medicina dell'anima e c'è anche una medicina del corpo di cui abbiamo bisogno e la cura è questa cosa qui. Grazie, ne parleremo anche nei prossimi interventi, soprattutto domani ci sarà un intervento proprio sempre specifico per questa fascia d'età. Avremo il professor Bernardo Couturier e il dottor Fogassi, ci parleranno proprio dell'azione, dell'importanza di permettere ai bambini di agire, sia per strutturare le loro conoscenze, ma anche per sentirsi parte del mondo e sentirsi esistenti, come dire. Quindi approfondiremo ancora questo tema. E invece dal web arriva un'altra curiosità, un'altra domanda per lei, e cioè che cosa ne pensa delle scuole nel bosco, degli asili del bosco, e insomma se ci dà una Sono sua... una buona cosa. Sono una buona cosa gli asili nel bosco. Adesso non si può mai rispondere in generale perché bisognerebbe guardare asilo asilo quello che fanno, no? Però gli asili nel bosco si sono costruiti bene, sono luoghi di esperienza della natura da cui sviluppare tutte le altre capacità. Nascono nel nord Europa, arrivano qua da noi e quelli che ho conosciuto nel nord Europa erano luoghi insomma molto educativi, anche perché a contatto con la natura i bambini hanno modo di rasserenare
intruglio emotivo di cui spesso sono soggetto, nel senso di patire, soprattutto quelli che vivono delle situazioni molto difficili, arrivano a scuola molto oppressi da questo sentire. Il rapporto con la natura aiuta la distensione, e quando la mente è distesa l'apprendimento risulta buono. Simone Weil diceva: non si apprende se non nella gioia, e questo è sempre nel tema nostro, e la gioia è qualcosa che va costruita mettendoli nella condizione di star bene. Certamente il rapporto con la natura è buono, poi dipende dal progetto che fanno gli educatori, chiaramente. Bisognerebbe di ogni scuola nel bosco vedere qual è il loro progetto educativo, il loro percorso per i bambini e le bambine. Certo, e lei pensa che la scuola dell'infanzia dovrebbe avere solo dei professionisti o anche figure che si formano sul campo? Non ho capito bene la domanda, cosa vuol dire solo professionisti? Penso che la persona che ha scritto intenda riferirsi ad una formazione solo teorica oppure anche a una formazione sul campo, una formazione pratica. Interpreto perché è una domanda che ci arriva. Sì, allora per entrare a scuola bisogna avere, nella scuola dell'infanzia bisogna avere la laurea in scienze della formazione primaria. E il corso di laurea in scienze della formazione primaria ha 400-500, adesso non ricordo, ore di tirocinio. In queste ore di tirocinio gli studenti apprendono che cosa accade a scuola. Quindi hanno tutta l'opportunità per costruire un sapere veramente radicato nell'esperienza. E poi questo corso, diversamente da molti altri, ha anche l'obbligo dei laboratori. Ne fanno tantissimi gli studenti che imparano a diventare insegnanti, però purtroppo questo corso, che è molto bello perché appunto ha il momento dell'apprendimento delle conoscenze, mettiamo la fisica, poi ha il laboratorio di fisica in cui devono imparare a mettere in atto la fisica. Ad esempio la nostra docente qui a Verona li aveva portati anche a guardare le stelle, e si era procurata anche i canocchiali, i telescopi, scusate, per guardare per guardare le stelle. Poi ci sono, oltre ai laboratori, momenti di tirocinio in cui si cerca di stabilire una connessione tra il sapere teorico e il sapere pratico. Allora, se la scuola è fatta bene, cioè se il processo universitario è costruito bene, cioè con l'attenzione sui bambini, e non ci si fossilizza solo sull'apprendimento delle conoscenze, allora sono esperti, ma sono esperti da campo. Sono esperti da campo, e anche per questo che io ad esempio dico: non iscrivetevi alle telematiche, perché le telematiche non c'è nessuna esperienza sul campo che viene fatta obbligatoriamente, seguito da dei tutor accompagnati e tutto quanto. È una dichiarazione forte la mia, però i bambini hanno bisogno di avere dei professionisti che hanno provato sul campo che cosa vuol dire. I nostri studenti vanno nelle classi, accompagnano gli insegnanti, questo per una legge che riguarda tutte le università. E invece i docenti della scuola secondaria no, loro non hanno questo obbligo, e stiamo aspettando che venga, come dire, promulgata la legge che consenta anche a loro questo passaggio. Va benissimo, grazie mille per tutte queste risposte che ci ha dato, per i tanti spunti. La ringraziano anche le persone che ci stanno seguendo, che sono moltissime, anche questa sera collegate dalle varie pagine. Scrivono: grazie professoressa per la sua passione e per essere stata con noi nonostante la febbre, e a questo ringraziamento ci accodiamo anche noi. Mi spiace, non sono stata la mia voce è molto faticata, ma la febbre è un po' alta. È arrivato tutto forte e chiaro. Va bene. Allora, complimenti a voi per questa iniziativa veramente molto bella, di cui avrebbe bisogno ogni città per dare valore ai nostri bambini e alle bambine. Grazie. Grazie ancora. Qualcuno scrive anche: un incontro ricco di stimoli, la relatrice favolosa, una gioia per l'anima questa serata. Professoressa, se lei fosse ministro dell'istruzione, che gioia sarebbe? Ecco, con questi... Ero presidente dell'Istituto di Ricerca Educativa di Indira e mi sono dimessa proprio perché vorrei un ministero al servizio, tutti gli istituti a servizio delle scuole, perché so che le scuole hanno davvero tanto bisogno, gli insegnanti, i bambini, i genitori, e non sopporto di vedere le risorse sprecate io. E noi ci auguriamo. Ma certamente io non sarò chiamata, appunto perché, come dire, non sono dentro le logiche
le logiche che sono altre, sono le logiche neoliberiste, mentre se tu pensi ai bambini sconvolgi davvero tutto, perché metti al centro loro e allora tutte le risorse vanno per loro, la ricerca va funzionalizzata in modo che si possano offrire a loro tutte le esperienze migliori possibili. I bambini sono il cuore della vita e sono sacri, e noi, come dice Maria Zambrano, abbiamo smarrito il senso del sacro e allora ci permettiamo di fare qualsiasi cosa, anche le cose ingiuste, perché abbiamo perso il senso del sacro. Chiudiamo qui perché questa frase racchiude poi ancora una volta il senso del nostro festival, di queste giornate, no? Per educarci e essere, appunto, metterci a disposizione dei più piccoli con davvero questo intento di fare veramente qualcosa di buono. Grazie ancora. Grazie a voi. Professoressa Luigina Mortari. Grazie anche alla nostra ospite in sala, la dottoressa Lucia Casagrande. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi ricordiamo che anche domani sarà una giornata ricca di appuntamenti molto interessanti, a partire dalle ore 10, quando saremo con Enrico Galliano, insegnante, scrittore, creatore della webserie Cose da Prof, con un intervento dal titolo Se sto bene, imparo meglio. Alle ore 15 avremo Madan Kataria, medico indiano e fondatore dello Yoga della risata, Laura Toffolo, e anche qui un intervento intitolato Ridi con il corpo, la tua mente lo seguirà. Alle 18:30, come già anticipato, avremo Bernardo Couturier, pedagogista, educatore, ideatore e fondatore della pratica psicomotorio Couturier, e Leonardo Fogassi, professore ordinario di fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma, e ci parleranno di un tema in linea con quello di questa serata, dal titolo Faccio io per piacere. E infine alle 20:15 al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto Fabio Cinti, autore, musicista, e Guido Guerrera, giornalista e scrittore, ci parleranno della musica che cura, dopodiché seguirà il concerto di Fabio Cinti. Quindi grazie, ci vediamo domani e buonanotte a tutti.